Rapporto tra ambiente e politica, un rapporto non sempre positivo, infatti i temi dell'ambiente sono poco presenti in questa campagna elettorale, ma vediamo quali sono le proposte di WWF e di SEL per le elezioni regionali di aprile. Il servizio è di Alessandra Zigaina. Il WWF la definisce una lunga notte, prima Illy che considerava gli ambientalisti nemici, poi Tondo per il quale, dicono ancora i rappresentanti dell'associazione, il problema semplicemente non esiste, tanto che l'assessore all'ambiente è sparito. Per evitare che tutto ciò si ripeta, il WWF ha presentato un documento programmatico per le elezioni regionali, queste alcune delle proposte illustrate dal vicepresidente regionale Guido Pesante. La riorganizzazione degli uffici regionali, della governance regionale. In questi anni la governance regionale è stata depotenziata, si è arrivati a una umiliazione degli uffici che si occupano di questioni ambientali. 2. Le politiche di spesa. L'ambiente è sempre stato la Cenerentola, se vogliamo, della spesa pubblica, gode dello 0,3% degli stanziamenti regionali, è impensabile operare una spending review sull'ambiente. E 3. La pianificazione. Si tratta di fare pianificazione perché mancano moltissimi piani, fare buona pianificazione e di fare pianificazione correttamente articolata gerarchicamente.